Vice Sindaco, allora un caso abbastanza unico in cui si realizza prima il pubblico e poi arriva il privato, comunque un'opera importante ma non ancora completa. Certo, dunque se è importantissima questa arteria che è stata fatta perché logicamente era molto attesa, perché tutto il traffico attualmente va a finire sul semaforo di via Matteotti, che per poi in direzione o di attraversamento o in direzione di via Maggior Piovesana. Questa permette perlomeno di smistare un po' il traffico, alleggerire nelle ore di punta soprattutto le code che si formano al semaforo. Ed è importante che sia stata realizzata quasi prima sono state realizzate le opere di iniziare il primo stralcio delle edificazioni, a cui seguiranno anche, oltre a quest'opera, delle opere che abbiamo concordato, che riguarderanno un restyling di via Matteotti, quindi delle nuove pavimentazioni con dell'arredo urbano, e che partiranno a breve anche quelle, che dovranno essere quelle ultimate prima dell'agibilità del fabbricato che è in fase di costruzione. Quindi veramente ringrazio la disponibilità da parte del committente, che lo posso anche dire, il gruppo Fassina, e quindi benvengano queste iniziative da parte degli imprenditori che, oltre a portare, voglio dire, capitali in città, cercano anche di sistemare aree che sono state per tantissimi anni in degrado, anche bonifiche importanti, e quindi è un ulteriore passo verso la rinascita della città dal punto di vista urbanistico e anche dal punto di vista dei fabbricati di una certa piacevolezza.